Quinta corsa, sono in pista cavalli anziani di categoria G. Sono in 11 dietro le ali della macchina per i consueti 1660 metri da percorrere. Con il numero 1 Daddy P Maurizio Cheli, al 2 Domia V Sandro Miraglia, 3 Angel Cash Enrico Montagna, 4 Caruso Grado Vincenzo Mango, 5 Cedro Bro Salvatore Valentino, 6 Bacau di Casei Artan Halilai, 7 Zilla Font Marco Stefani, 8 Califano Nicola Bortolotti, 9 Vlaclav Lux Filippo Monti, 10 Caterina FC Carmine Piscoglio, 11 Astecca Dimar VP dell'Annunziata. Autostar che accelera, si ritrae dal 6 Bacau di Casei, con cautela anche Cedro Bro. Si parte con Angel Cash e Caruso Grad veloci, Caruso Grad che scavalca Angel Cash all'imbocco della prima piegata, Angel Cash secondo avanti a Daddy P, poi all'esterno Caterina FC che parte alla grande dalla seconda fila, prova a puntare in avanti. Attacco di Caterina FC a Caruso Grad dopo 200 metri passati in 14,7, insiste Caterina su Caruso che difende la posizione interna, rimane al comando. Si fa posto però Caterina FC che prova a parcheggiare ma sbanda e così rimane secondo Angel Cash. Caterina FC che ha sbandato ed è rimasta di fuori, allora retrocede. Terza posizione per Domia V che precede Daddy P che si vuole scoprire. Dopo 400 in 29,5. Al comando Caruso Grad nei confronti di Angel Cash, poi Domia V, quindi Daddy P. In seconda pariglia Vaclav Lux. Quarto allo steccato rimane invece il numero 7 di Zilla Font che precede Califano. Muove all'esterno anche Domia V che va a fare la seconda pariglia alle spalle di Daddy P. 31,3 la seconda frazione, Caruso Grado prosegue in vantaggio nei confronti di Daddy P all'esterno e di Angel Cash in corda. Poi Zilla Font con accanto Domia V, ancora Vaclav Lux ed Astecca Dimar, chilometro in 1,16,1, attacca Daddy P che tende a passare nei confronti di Caruso Grad, arrendevole a 500 dalla conclusione. Angel Cash che si scosta dai berilli e prova ad andare in caccia di Daddy P che però adesso ha rubato il tempo a tutti. All'ingresso della piegata conclusiva 1,38 3/4 di miglio, Daddy P in fuga da Angel Cash che ci mette un po' a passare Caruso Grad, poi gli altri con Astecca Dimar e Domia V in mezzo alla pista, la retta d'arrivo per Daddy P, di più per gli altri che sono rimasti a una quindicina di metri. Daddy P spazia e vince come vuole nei confronti di Angel Cash che chiude al secondo posto, mentre per il terzo lo scatto a centropista di Bacau di Casei non è sufficiente per battere Astecca Dimar. 31 ad arrivare, 1,15,2 ragguaglio cronometrico per la vittoria di Daddy P. Maurizio Cheli per Marco e Lorenzo Bortolotti, colori della scuderia Limitless, vince il 5 anni da oro puro bar in percorso di rimessa. Quando viene via fa il vuoto, Maurizio Cheli che controlla nel finale, lo rivediamo guardarsi alle spalle, frusta in spalla, vince come vuole Daddy P, al secondo finisce Angel Cash, mentre per il terzo posto al largo Astecca Dimar contiene il finale di Bacau di Casei.